Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del nostro spazio di approfondimento. L'abbiamo chiamata la grande fuga. La fuga è quella dei medici che lasciano il posto fisso negli ospedali pubblici per andare a lavorare in strutture private oppure a chiamata. Scappano da turni massacranti, da un clima anche aggressivo, lasciando però sguarniti presidi importanti, spesso strutture di emergenza e quindi abbassando il livello delle prestazioni sanitarie di fronte a pazienti che a loro volta vivono un disagio di lunghe attese, di risposte inadeguate. Insomma, è un circolo vizioso. Ne parliamo con i nostri ospiti. Giovanni Merlino, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Palermo. Benvenuto. Buongiorno e grazie dell'invito. E con Alessandro Idonia, segretario della FIALS Siracusa. Benvenuto anche a lei. Buongiorno Sandrino, grazie per l'invito. Intanto voglio partire da questo spunto di cronaca appena di qualche giorno fa, e cioè quella multa poi stoppata per l'intervento addirittura del presidente, del capo dello Stato Mattarella, che stava per far calare una stangata su alcuni medici del Policlinico di Bari, colpevoli di aver addirittura lavorato troppo durante il Covid. Sembra davvero un assurdo. Giovanni Merlino. Sì, vabbè, ogni tanto l'Italia è un paese strano. Molto strano. La notizia è ormai passata perché c'è stato l'intervento del Presidente Mattarella, è intervenuta anche la Federazione Nazionale degli Ordini con il Presidente Anelli, insomma la sanzione è stata annullata. Ecco, ma come può accadere, no? Cioè, ci spieghi perché poi i medici che rimangono, quei pochi che decidono di rimanere, sono costretti a turni massacranti, anche al di là del Covid. Sì, infatti, dico, al di là del Covid, dico, questa notizia in sé è, diciamo, direi comica, ecco, la scriverei all'aneddotica italiana. Prenderei lo spunto, semmai, per dire che comunque i nostri medici italiani, i medici ospedalieri sono realmente in condizioni di lavoro ormai intollerabile e probabilmente io auspicherei che questi interventi dell'Ispettorato del Lavoro fossero estesi in tutta Italia, ma in tutti i reparti adesso, cioè in un periodo post-Covid, dopo che c'erano stati promessi investimenti, interventi, assunzioni. Invece sembra che tutti si siano dimenticati di quello che i medici hanno fatto, tutti si sono dimenticati delle promesse fatte, tutti si sono dimenticati anche, qua parlo anche dei pazienti, perché purtroppo, come lei accennava, c'è un problema anche di violenza sui sanitari, perché il paziente è esasperato da turni lunghissimi, in condizioni disumane certamente, però poi si scagliano contro l'ultimo anello di una lunga catena, anello costituito dal medico che però dobbiamo ricordare è messo lì da qualcuno e sta lì per aiutare il prossimo, quindi anche chi sta aspettando, anche chi lo sta colpendo, ecco. Questo è il paradosso italiano. Ecco, per fare capire ai nostri telespettatori qual è la situazione, posto che qualcuno purtroppo si sarà recato recentemente a cercare di usufruire delle strutture sanitarie. Ad esempio al CTO, il centro traumatologico dell'ospedale Villa Sofia di Cervello, per mancanza di ortopedici si è dovuto fermare, ha fatto uno stop. Nel reparto pediatria di Lentini nel Siracusano è a rischio per mancanza di medici. Ad Avola manca il medico per mantenere il servizio del 118 e così via. Insomma, è una situazione generalizzata, no? Alessandro Idonia, segretario del FIALS Siracusa, nel Siracusano così come nelle altre province dell'isola. Dottoressa, sì, io farei un passo indietro. Penso che il problema nasca 12 o 13 anni fa con la legge 191 del 2009 che ha bloccato la spesa per il personale al 2004. Questo è il vincolo purtroppo che per 12 o 13 anni ha condizionato la sanità nell'Italia e le conseguenze stanno cominciando a vedere ora. Hanno avuto inizio col periodo Covid e ora ad un certo punto assumono un aspetto, dico, travolgente. Andiamo al dunque, ai fatti di questi giorni. Guardi,
al di là ecco, del pensionamento dei medici e quindi della mancanza di 40-50 mila dipendenti del servizio sanitario nazionale per via di questo blocco, sta succedendo un fenomeno strano, cioè le dimissioni in massa di molti medici. Oltre al pensionamento abbiamo delle dimissioni in massa. Io ho visto nel 2021 si sono dimessi ben 2700 medici che potevano continuare il servizio, nel 2022 sono diventati 4.000, quest'anno ora a ottobre 2023 sono quasi 5.000, quindi ci sono due fenomeni che convergono a formare una tempesta. Da un lato c'è la fuga per il pensionamento, dall'altro c'è una fuga perché le condizioni nella sanità sono invivibili. Fuga naturalmente verso le strutture private, verso i privati, esatto, che pagano. Esatto. Pagano meglio. Esatto. Voglio ricordare che lo stipendio medio lordo di un medico in Italia è di 86.000 euro lordi. Sembra tanto, però in realtà nella classifica europea siamo agli ultimi posti, dietro di noi soltanto Grecia, Estonia e qualche paese, e quindi diventano molto più allettanti gli stipendi proposti per esempio da alcune cliniche private. Vi invito adesso ad ascoltare insieme a noi un audio che forse qualcuno di voi avrà sentito, è diventato virale proprio qualche mese fa. È proprio da lei, caro Idonia, perché si tratta di una dottoressa del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, che fu registrata a sua insaputa durante una fase molto concitata e affidò appunto questo sfogo che poi divenne virale sui social. Ascoltiamola. E non riusciamo a fronteggiare l'alto flusso perché dovremmo essere 25. E il motivo qual è? E siamo 9. E qual è 9 persone lavorano per 25 perché non si presenta nessuno a lavorare in questa denunciate, se non denunciate. Abbiamo denunciato e la direzione se ne frega. Se voi siete con noi possiamo fare qualcosa. No, ma se noi voi siamo siete con voi. contro di noi, No, che ci aggredite, noi non possiamo continuare così. Questo pronto soccorso è a rischio imminente di chiusura. Quindi un attimo di pazienza, cortesemente aiutate. Avete ascoltato lo sfogo di questa dottoressa che per la cronaca, dopo questi fatti, ma per ragioni sue, si è licenziata dall'ASP di Siracusa e attualmente lavora in una struttura privata convenzionata. Così come avete sentito fanno tantissimi medici, abbiamo sentito i numeri che ci ha dato Idonia, che sono appunto più attirati. Voglio andare da Merlino, il vostro presidente, il presidente dell'Ordine Nazionale dei Medici, ha chiesto, sta chiedendo oggi, in questi giorni, un piano straordinario di assunzioni. Come si fa a tappare questa falla? Sì, in realtà stiamo chiedendo anche qualcosa di più, nel senso che proprio io mi trovo in questo momento a Roma, dove è stato da poco pubblicato un rapporto del Censis, che appunto la Federazione Nazionale degli Ordini ha chiesto al Censis, sul valore economico e sociale del Servizio Sanitario Nazionale. Quest'anno ricorrono i 45 anni dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Io vorrei ricordare che prima c'erano le mutue, prima c'era una disuguaglianza fra chi le mutue ricche, fra chi poteva permettersi di pagare prestazioni maggiori rispetto a chi aveva prestazioni minori. I vecchi enti mutualistici, INAL, Empals, sì, diciamo che poi questa apparente accessibilità per tutti poi si scontra contro le liste d'attesa, eccetera. Sì, però un attimo, la lista d'attesa va benissimo, però intanto il passo indietro l'ha fatto l'Idonia, ma lo faccio anche io. Cioè, non dimentichiamo che il Servizio Sanitario Nazionale è una risorsa inestimabile, nel senso che noi oggi l'imprenditore super ricco e l'operaio super povero disoccupato negli ospedali italiani sono ugualmente curati in due letti a fianco, diciamo, questo è chiaro. Poi se l'imprenditore privato, molto in teoria e per principio, diciamo. Dottoressa, questo lo assicura anche in pratica. No, perché poi quando i pazienti trovano la lista d'attesa sono costretti a rivolgersi ai privati. E infatti il problema è questo, il problema è che è un servizio che in linea di principio è un ottimo sistema, certo. È un servizio, ma sul quale bisogna investire.
perché diciamo anche in pratica lo sarebbe. Se però poi la politica non investe risorse, non impiega risorse su questo servizio, è chiaro che poi si creano liste d'attesa, si creano tanti servizi. Quindi E quindi cosa per servono? questo noi Assunzioni? serve investimento artificiale che anche con le assunzioni, perché in questo rapporto Censis noi abbiamo voluto disvelare non soltanto il valore teorico, sociale, ma anche quello economico, e si è scoperto che su 131 miliardi circa di spesa sanitaria per il 2022, ebbene, se andiamo a calcolare cosa produce la ricchezza prodotta da questo investimento, da questi 131 miliardi spesi, si vede che calcolando l'indotto, tutto ciò, la produzione, la forza lavoro, il prodotto di questi 131 miliardi, si scopre che sono 242 miliardi. E quindi si scopre che anche da un punto di vista meramente economico, finanziario, cioè mettendo da parte la salute, la tutela della salute, l'articolo 32 della Costituzione, mettendo da parte tutto ciò e facendo un'analisi squisitamente economica, significa che ogni euro investito in sanità, anche con le assunzioni, ne produce 1,8 di ricchezza per il Paese. E quindi questo ai politici dovrebbe tornare molto più importante. Allora, Quindi, certo che servono assunzioni, ma oltre alle assunzioni, mi consenta, ci vuole anche una programmazione seria, perché le carenze che lei ha denunciato si attengono per esempio al pronto soccorso, cioè queste carenze diventano veramente intollerabili in alcuni settori ben specifici, che sono quegli aspetti del servizio nazionale meno appetibili, e quindi le carenze ci sono nei pronto soccorsi, le carenze ci sono nelle aree di emergenza, le carenze ci sono nelle anestesie, nelle chirurgie. Ci saranno già al nord, noi in Sicilia ancora no, ma al nord non si trovano medici di famiglia, e tutto ciò dipende oltre che dal mancato investimento, anche da una scellerata mancata programmazione di quelli che sarebbero stati i bisogni di salute dei cittadini italiani. È chiaro, sono state fatte è chiaro anche perché usciti dal periodo della pandemia ci si aspettava che di tutto quegli investimenti poteva rimanere qualcosa. Il ministro Schillaci, adesso vado invece da Edonia, però rivendica quello che ha fatto il suo governo a proposito di investimenti e di politica, e dice che ha aumentato l'indennità per gli operatori, ha fatto sì che chi lavora di più venga pagato meglio, e abbiamo fatto sì, dice ancora il ministro, che chi lavora nel pronto soccorso sia riconosciuto come lavoro usurante. In più ricorda che ha aggiunto ai 3 miliardi già stanziati altri 2,3 miliardi, quindi siamo oltre 5 miliardi, un risultato che non avveniva da 20 anni. Idonia, questo basta? Vero, non basta. Guardi, per colmare il gap che c'è stato nella sanità negli ultimi 13 anni, dal 2009 a oggi, ne occorrerebbe un investimento di 50-60 miliardi. Però dobbiamo prendere atto della buona volontà di questo governo, il quale ha stanziato delle somme consistenti, 5 miliardi e 6 per il 2024, 6 miliardi e 6 per il 2025, 6 miliardi e 8 per il 2026. A cosa serviranno? Io le dico subito con concretezza che le prime assunzioni nell'area della sanità dovute agli interventi del governo li cominceremo a vedere nel 2026. Oggi assistiamo solo ad abbattimento di liste di attesa, somme stanziate dal governo, è stato puntuale per abbattere le liste di attesa, incentivazione per i dipendenti, però replico, incentivando il lavoro di un personale già stanco e deficitario. Non possiamo raggiungere l'obiettivo di normalizzare il servizio sanitario. Noi dobbiamo attendere per la prima concreta inversione di tendenza il 2026, perché sarà anche l'anno in cui la gobba, cioè gli specializzanti che oggi sono entrati appunto nella specializzazione, cominceranno ad entrare nei servizi, nelle specialità mediche. Quindi abbiamo 2 o 3 anni di sofferenza con la buona volontà del governo,
governo, però questa situazione purtroppo ce la portiamo dietro, e io devo segnalare che molti primari non sono soltanto il medico del pronto soccorso dell'Umberto I, ma è il direttore del pronto soccorso di Trapani, quello di Agrigento, il direttore di radiologia del Veneto, che si sono dimessi in questo mese. Scappano tutti per le condizioni del lavoro, le aggressioni, l'impossibilità di conciliare i ritmi di vita del lavoro. Quindi occorre fare tutti il gruppo per affrontare questa situazione dell'emergenza, che durerà quantomeno fino al 2025. È chiaro. Adesso ricordo a chi ci ascolta che potete anche interloquire con i nostri ospiti inviando messaggi di testo al numero che vedete in sovraimpressione, 342 745 5005. Noi ci fermiamo per una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio per parlare della fuga dei medici dagli ospedali, soprattutto dalle aree di emergenza. Ne stiamo parlando con i nostri ospiti, Giovanni Merlino, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, e con Alessandro Idonia, segretario della FIALS di Siracusa. Abbiamo detto che il governo sta investendo di più, siamo oltre i 5 miliardi, ma che i primi risultati probabilmente si vedranno soltanto tra un paio d'anni, nel 2026. Intanto gli ospedali cercano di darsi da fare, come ad esempio, tra virgolette, importando medici stranieri, è così che arrivano medici cubani o medici argentini. Ho letto che qualcuno di questi ha anche rifiutato dopo essere arrivato, perché gli avevano detto che doveva lavorare anche il sabato e la domenica. E poi c'è la proposta di introdurre gli specializzandi in reparto nelle strutture che hanno una carenza di organico superiore al 50%. Ecco, chiedo ai miei ospiti, magari brevemente perché il tempo già è agli sgoccioli, se queste soluzioni secondo voi sono adeguate. Quindi partiamo da Merlino. Beh, direi, a essere sincero, mi sembrano del tutto inadeguate. Intanto trovo assurdo che le aziende ospedaliere trovino i soldi per pagare i medici gettonisti cosiddetti, con termine poco felice, ma comunque, cioè non dipendenti, e invece, come è stato detto ben prima, i soldi per le assunzioni sono bloccati al 2001. Diciamo, quindi questo lo trovo veramente strano, perché a questo punto diciamo, è un artificio economico-finanziario. I medici esterni, farò dei flash di risposta alle tue domande. Per quanto riguarda i medici stranieri, ben vengano, però il problema è uno: sono dei colleghi il cui percorso formativo spesso non coincide a quello italiano. Quindi i cittadini devono sapere che non potrebbero non avere quelle stesse tutele nell'essere curati da un medico italiano il cui percorso formativo è ben codificato, da colleghi che sì, possono essere anche più bravi come noi, però diciamo, ecco, di questo potremmo non essere certi. Secondo, l'impiego degli specializzanti nelle corsie, già questo è possibile, già questo si fa. Per adesso la norma governativa lo prevede soltanto gli specializzanti degli ultimi 2 anni di corso, cioè se una specializzazione dura 5 anni, io posso assumere con contratto a tempo determinato, che poi si sarà formalizzato alla fine al conseguimento della specializzazione. Quindi al 3° anno un internista va a lavorare in un pronto soccorso, in un reparto di medicina interna e così via. Finiti gli altri 2 anni poi verrà assunto definitivamente. Adesso si parla invece di anticipare al 2° anno di specializzazione. Ora dico, cioè medici in erba, possiamo dire, no? Medici non del tutto formati. Io mi chiedo chi di voi si farebbe addormentare in sala operatoria da un collega del 2° anno, perché sì, si dice che comunque questa è una posizione di cui mi assumo la personale responsabilità, perché è chiaro che il giovane collega che viene assunto e che quindi ha anche un salto stipendiale può essere un momento importante della sua vita, però se poi il completamento del percorso formativo non è assicurato, e io mi domando come in condizioni di carenze croniche, che a volte sono acute di personale, un collega lavora, è chiamato lì per lavorare. Certo. Quindi se questo percorso formativo non è completato,
Che facciamo? Restano Noi dei tra dubbi. qualche anno avremo io diciamo, quindi è importante il lavoro, ma a mio avviso è importante anche la qualità del lavoro. Certo, È senz'altro. importante dare assistenza, ma è importante anche la qualità dell'assistenza. Io mi chiedo se al governo interessi la qualità del lavoro e la qualità dell'assistenza, oppure ricorre ai medici soltanto come dei tappabuchi. A proposito dei medici gettonisti a cui lei ha appena fatto riferimento, cioè che vengono pagati all'ora, parliamo di cifre che vanno dagli 80 ai 100 euro l'ora, pensate, quindi per una notte arrivano anche a guadagnare 1.000 euro, su questo domani il collega Luca Ciliberti farà un approfondimento proprio a quest'ora nello stesso spazio. Quindi andiamo adesso da Idonia, voglio sentire il suo parere su queste soluzioni. Guardi, io le ho detto prima, e lo confermo, che abbiamo questa gobba, cioè da un lato medici che vanno via per pensione, ma dall'altro medici che vanno via per dimissioni. Cerchiamo, visto che c'è questa gobba che dobbiamo aspettare almeno il 2025-2026 per le prime emissioni e gli aumenti del personale in sanità, cerchiamo di migliorare le condizioni di chi lavora all'interno della sanità. Per esempio, io non vedo perché non debba essere abolita quella norma che prevede la responsabilità penale del medico. Siamo uno dei pochi stati, 3 al mondo, che ancora oggi considera il medico il responsabile penalmente dell'atto medico. È assurdo. Ora, queste condizioni non fanno altro che aggiungere stress allo stress, quindi paghiamoli meglio, cerchiamo di non farli scappare via questi medici, cerchiamo di comprenderli, di trattarli meglio, non di denunciarli con l'ispettorato del lavoro. Per esempio, degli interventi di cui parlavo, abboniamo la responsabilità penale in sanità, sarebbe la prima cosa. Io farei, lo so che probabilmente questa mia proposta non è accettata, ma per provvedere in questa, per muoverci in questa situazione dell'emergenza, io farei contratti di formazione del lavoro degli specializzanti all'interno degli ospedali, cioè cambierei soprattutto per l'area dell'emergenza urgenza la forma di approccio del medico al rapporto di lavoro, più che la specializzazione la farei fare all'interno degli ospedali, perché ci sarebbero forze di lavoro in attesa che si normalizzi la situazione a partire dal 2025-2026. Sarebbe utile, non risolve il problema, ma noi ci troviamo in una situazione drammatica. Guardi che oltre ai medici degli ospedali mancano anche i medici di famiglia e i pediatri. Noi abbiamo paesi che non hanno più, o zone che non hanno più il medico di famiglia e spesse volte accedono al pronto soccorso, aggravando le condizioni di precarietà del pronto soccorso. Cioè noi ci troviamo in una situazione di emergenza drammatica. Dobbiamo provvedere nel modo migliore possibile, che non è il modo ottimale, ma è quello che nel momento ci consente di superare questa crisi. E di questa situazione a cui facciamo riferimento poi a farne le spese sono naturalmente i pazienti. Vi leggo un messaggio che ci ha scritto un nostro telespettatore: pronto soccorso Garibaldi, per una colica renale con un dolore atroce, mi hanno detto che per togliere il calcolo e togliere la borsetta per il funzionamento del rene dovevo aspettare in lista da 5 a 6 mesi, clinica privata in 15 giorni, tutto fatto con programmazione con il dottore. Quindi appunto mi rivolgo anche a Merlino, in teoria è vero che il sistema sanitario è per tutti, ma poi di fronte a questi tempi le persone, i pazienti, soprattutto in situazioni di dolori o di maggiore gravità, sono costretti a rivolgersi alle strutture private. Siamo in chiusura, volevo fare un ultimo passaggio con voi due anche sul fatto che sì, si vogliono fare i concorsi, le assunzioni, poi però i concorsi vanno deserti per queste ragioni che noi dicevamo, e anche c'è un disegno di legge per, non dico abolire, ma quantomeno allargare le maglie del numero chiuso nelle università e nelle scuole di specializzazione. Anche questo può servire, no Merlino? Sì, direi assolutamente di sì, però ecco, tutto quello che lei sta dicendo si traduce in investimento finanziario in sanità. Bisogna finanziare le borse, bisogna finanziare le assunzioni, bisogna finanziare le strutture. Ma i soldi del Covid, dove sono finiti i soldi del Covid? Questo con l'aziendalizzazione, quindi con la legge del 91, ormai la gestione è completamente politica e manageriale. Noi medici ormai non mettiamo più lingua in tutto questo, non abbiamo più alcun tipo di potere gestionale, e quindi noi siamo destinatari di ordini di servizio che ci mandano da un presidio all'altro, dall'altro, ci fanno fare i turni più
Ecco, stipendi più alti, 2 abbiamo 4. dato all'inizio delle cifre, stipendi più Che lei ha alti detto, possono lei ha detto aiutare? 86.000 Euro lordi euro l'anno a fronte di diciamo 150.000 per dire il Regno Unito o Danimarca. No, diciamo appunto, ma intanto andiamo in concreto, 86.000 euro lordi sono 3.500-4.000 euro al mese, che sono comunque una cifra assolutamente rilevante. Attenzione, non sto dicendo, cioè noi oggi cominciamo a vedere condizioni di estrema povertà e quindi lamentarsi di queste cifre sarebbe quasi scandaloso. Diventa scandaloso proprio il confronto non solo con gli altri paesi europei, ma anche con le altre professionalità italiane. Ci sono delle professionalità, diciamo, in cui io mi rendo conto che un chirurgo che entra in sala operatoria e che lavora e fa turni, il collega che si è dimesso dal CTO, diciamo, lavorava dalle 8 del mattino alle 18 della sera ogni giorno, hanno tutti i colleghi dipendenti ferie arretrate per mesi e mesi, a indicare che non possono andare in ferie. C'è il caso dell'ortopedia. Quindi non è soltanto una questione di stipendi, ma bisogna anche regolare i turni. Anche sono condizioni di lavoro, sono anche le condizioni di lavoro che devono essere, di clima e di clima in umane. generale. Grazie, siamo in chiusura, l'ultima battuta con Idonea. Guardi, io dico che ci sono stati in questi ultimi anni dei provvedimenti di follia collettiva, perché si sono andati a pagare medici per vaccinare 100 euro l'ora, medici che sono intervenuti nei pronto soccorsi da 100 a 120 euro l'ora, mentre il medico che lavorava all'interno del pronto soccorso prendeva 3.000-3.500 euro al massimo con tutti gli straordinari e notti. Non vi è dubbio che nel problema di disaffezione del medico, del sanitario in genere, c'è anche questo, cioè la follia, la mancanza di razionalità, cioè non posso andare a pagare con i soldi pubblici 2 volte, 3 volte di più chi viene dall'esterno rispetto a chi c'è dall'interno. È vero che non ci sono i soldi, che bisogna migliorare gli stipendi, però santo cielo, quelli che ci sono vengono utilizzati male, chiaro. Si è fatto male. E allora ringrazio i nostri ospiti, siamo ormai in chiusura, Giovanni Merlino, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, grazie, e Alessandro Idonea, segretario della FIALS di Siracusa. Ringrazio anche voi che ci seguite da casa e vi ricordo che domani continueremo a parlare di questa carenza, in particolare appunto dei medici cosiddetti gettonisti, con il collega Luca Ciliberti. A tutti un buon pomeriggio.